Dal 1928 il Museo d'Arte Orientale è collocato a Capesaro. La collezione si deve al principe Enrico di Borbone, conte di Bardi. Nel 1906 la moglie offrì allo Stato italiano la collezione, ma la cifra richiesta dalla principessa fu giudicata troppo elevata. Così la raccolta divenne di proprietà dell'antiquario viennese Trau. Nel 1907 il Trau iniziò una vendita che si protrasse fino al 1914. La vendita, che qualche anno più tardi fu definita la selezione alla rovescia, dimezza la raccolta. Ad interrompere la liquidazione della collezione intervenne la guerra, che dal 1914 divampò in Europa. Al termine delle ostilità, il governo italiano entrò in possesso della raccolta, di proprietà di un suddito nemico, in conto riparazione e danni di guerra. Nasceva così il primo museo statale d'arte orientale in Italia. A Nino Barbantini, personalità di spicco della cultura veneziana, toccò il non facile compito di collocare una collezione eterogenea di arte orientale, prevalentemente giapponese, moderna, in una dimora storica veneziana. All'ingresso del museo vengono collocate armi ed armature giapponesi da parata. Per rimediare ai danni provocati da una così lunga esposizione alla luce e alla polvere, le armature sono state smontate, spolverate, collocate in deposito ed è iniziato un lungo e paziente restauro. Le armature appartengono al periodo Edo o Tokugawa, dal nome della nuova capitale, Edo, l'attuale Tokyo, o della nuova famiglia shogunale, i Tokugawa, che per oltre 2 secoli e mezzo, dal 1603 al 1868, governa il paese. Il periodo Edo è una lunga epoca di relativa pace, caratterizzata dalla pressoché totale chiusura del Giappone al resto del mondo. Le armature, usate in frequenti parate e cortei, sono caratterizzate dalla ripresa dei vecchi modelli del XIV e del XV secolo e dall'accentuarsi delle caratteristiche decorative a scapito di quelle funzionali. I colori dei nastri di seta, che uniscono le piastre laccate di cui l'armatura è formata, si fanno sgargianti. Gli elmi si arricchiscono di fantasiosi cimieri, che insieme alla maschera contribuiscono ad accentuare l'effetto terrificante del guerriero. L'accentuarsi delle caratteristiche decorative si riscontra nelle lance, dai coprilama e dalle lunghe aste in lacca, e nei cappelli da guerra ad uso cerimoniale, in lacca nera o caratterizzati da una fitta decorazione in scaglie di madreperla coperta di lacca che la lucidatura riporta in superficie. Simbolo di distinzione e di ricchezza erano pure selle e staffe in lacca che completavano la bardatura del cavallo. Questo esemplare, laccato in nero e decorato con libellule e stemmi di famiglia, è datato 1856. La collezione del Museo d'Arte Orientale conta ben 15 selle e 38 staffe firmate e datate tra il XVII e il XIX secolo. Un'ornamentazione accentuata accomuna oggetti più disparati, lame, else e spade ed altri accessori della montatura della lama, punte di frecce ed armi da fuoco. Le armi da fuoco furono introdotte in Giappone dai portoghesi.
La produzione giapponese non si discostò dagli originali europei, se non per la particolarità delle decorazioni e delle tecniche con cui vennero realizzate. La collezione di lame è notevole per quantità e qualità dei materiali, che documentano la produzione giapponese dal XV al XIX secolo. I paraventi, in carta dorata e dipinta, dopo 60 anni di ininterrotta esposizione, sono ora tenuti in deposito ed esposti solo per brevi periodi, per motivi di conservazione. Al loro posto è ora esposta una rara portantina per dama della fine del XVIII secolo. L'esterno è in lacca nera. La decorazione in lacca dorata consiste di un motivo geometrico stilizzato, Sayagata, completato dal ripetersi di stemmi di famiglia, Mon del tipo Kirimon, Paulonia in forma di farfalla. La portantina è stata sottoposta ad un lungo e completo restauro. All'interno, pareti, porte scorrevoli e il cielo presentano una complessa decorazione in carta dorata e dipinta. Il carattere benaugurale della simbologia è sottolineato dalla presenza di una coppia di gru che alludono alla fedeltà coniugale e da tartarughe dalla coda lunga, simbolo di longevità. Durante il periodo Edo era costume che gli spostamenti dei signori feudali, della nobiltà e dello shogun avvenissero in piccoli veicoli trainati da buoi o in portantina. Quella del museo è del tipo più lussuoso, riservato alle donne. Le due statue lignee facevano parte di un insieme di 12 generali divini. Sono i pezzi più antichi del museo. Risalgono all'inizio del XIII secolo. Le sculture constano di più parti assemblate e rifinite con preziose policromie e dorature. Gli occhi sono sottili lenti di cristallo, applicate su un fondo di carta dipinta. I volti sono caratterizzati da una forte espressività. Alle lacche dorate, esposte a tappezzare un'intera stanza e a saturarne lo spazio con i 3 tavoli di centrosala, è affidato il compito di meravigliare i visitatori con le loro talvolta inspiegabili forme e le tecniche complesse. Lo stato di conservazione, nonostante il danno irreversibile della luce, è buono. La natura del materiale e il modo di impiegarlo fanno sì che l'oggetto laccato, se ben eseguito, sia forte e resistente. I pezzi appartengono prevalentemente al periodo Edo e ai primi decenni del periodo Meiji. Data all'inizio del 1600, questo brucia incenso di forma lobata, con stemma di famiglia, e forse anche precedente questo bacile, a cui sono state aggiunte successivamente maniglie e basi in bronzo dorato. Nella raccolta trovano posto servizi da toilette con alcuni loro accessori, scatole di varie forme e misure, per cipria e cosmetici, accessori di vario uso connessi alla cura della bellezza della donna ed inoltre scatole per lettere, documenti, scrittura, certo appartenenti a sette più vasti, realizzati in occasione delle nozze delle figlie di ricchi commercianti o di daimyo.
Questo mobile a ripiani del XVIII secolo, destinato ad oggetti da toilette, in particolare a quelli per la tintura dei denti, costituiva, insieme ad altri due, per articoli di cancelleria e per libri e rotoli dipinti, la base dei corredi di nozze. È in lacca nera, decorato con rami di ciliegio fiorito, fiori di ciliegio ed emblemi di famiglia. Raffinati rinforzi in bronzo dorato contribuiscono a impreziosire la decorazione. Della raccolta, inoltre, fanno parte due collezioni di oggetti particolarmente cari al gusto del collezionismo occidentale di arte giapponese: gli inro, portaerbe medicinali, e le sakazuki, coppe per il sake in lacca rossa di varie misure. L'Inro è un piccolo contenitore per medicine a scomparti, chiuso da un ojime e portato alla cintura per mezzo di un netsuke, un piccolo fermaglio, potremmo dire, realizzato in materiali diversi dalle forme curiose, più o meno funzionali. Varietà di tecniche e di soggetti decorativi caratterizzano gli Inro. Ne vediamo realizzati in sumie, ad imitazione di un disegno di inchiostro realizzato sotto l'ultimo strato di lacca, in lacca rossa intagliata o impreziositi dall'aggiunta di madreperla e avorio. Spesso portano la firma e il sigillo di grandi maestri. Di eccezionale interesse è la collezione di strumenti musicali, usati sia per gli spettacoli del teatro No, frequentato dal ceto nobile e dai samurai di alto rango, sia nel più popolare teatro kabuki. In questa raccolta, pure riferibile al periodo Edo, che ricordiamo va dal 1603 al 1868, molti strumenti sono eccellenti pezzi artistici, come koto, sho e shamisen. Le decorazioni consistono in motivi floreali in lacca e si estendono a tutte le parti dello strumento. Rotoli dipinti su carta o seta descrivono il mondo delle donne, ci forniscono testimonianze sulla loro educazione, l'apprendimento della musica, della danza, del canto. In questo rotolo, dipinto intorno al 1816-1817, sono ritratte 3 donne belle, una cortigiana, una geisha, la figlia di un ricco commerciante. I colori, campiti uniformemente, danno il senso del volume, affidato quasi interamente alla linea. Sono immagini che le stampe giapponesi ci hanno reso familiari e di cui è ben noto il contributo alla pittura e alla grafica moderna in Occidente. Nell'alcova vengono esposti a rotazione i kosode del museo. L'intera collezione, dopo il restauro, è tenuta in deposito per motivi di conservazione. Dal XVI secolo in poi, il kosode è stato il modello base del vestiario giapponese tradizionale. Le donne lo indossavano incrociando le 2 falde sul petto, stretto alla vita da un'altra cintura. Gli abiti sono splendidamente ricamati in seta ed oro. Dentro la sua custodia di lacca nera, un grande specchio usato per controllare l'assetto delle voluminose acconciature. La sezione cinese del museo comprendeva in origine 3 diverse categorie di oggetti: porcellane, lacche, abiti. In deposito sono le lacche rosse intagliate e i fragili abiti in seta ricamati, oggetto di un paziente lavoro di restauro per rimediare ai danni di un'esposizione non idonea durata troppo a lungo.
Accanto ad un pezzo di famiglia, il vaso a decorazione chinoiserie con stemma Borbone, ne sono esposti molti altri di diverse manifatture e tipologie. I preziosi vasi a colonna Famiglia Nera sono fra i rari pezzi della collezione non appartenenti al Conte Bardi, provengono infatti dalle gallerie dell'Accademia. Al centro della sala, una piccola vetrina raccoglie alcuni pezzi cinesi in giada del XVIII e XIX secolo. Sono bruciaprofumi, un bastone di comando, oggetti decorativi e rituali. La vasta gamma di colori della giada è dovuta alla presenza di ossidi e silicati metallici. Tra antichi batik, kris e strumenti musicali stanno figure del teatro delle ombre indonesiano, risalenti al XIX secolo. Nel teatro delle ombre agiscono sagome piatte, mosse da bastoni. Solo le braccia sono articolate. Le figure sono in cuoio intagliato, dipinto e dorato. Il fitto intaglio si distende a tutta la superficie della figura, consentendo il passaggio della luce in funzione individuante. Anche se in futuro l'allestimento storico del museo dovesse mutare, importante sarà non perdere di vista la sua matrice di collezione privata, la raccolta d'arte e di viaggio di Enrico di Borbone.